Una banale provocazione per una pizza avrebbe innescato la tragedia che ha portato all'uccisione del giovane favarese Gabriele Vaccaro a Pavia. Arrivati ieri sera a Porto Empedocle con la motonave Sansino i feretri di 10 immigrati morti durante una traversata nel tentativo di raggiungere l'isola di Lampedusa. Blitz antimafia a Palermo tra Brancaccio e Lo Sperone, fermate 32 persone. Arrestati a Porto Empedocle dalla polizia 2 cani cattinesi intenti a rubare cavi di rame in uno stabilimento. Continuano a Vilaseta gli atti intimidatori davanti a un cantiere edile, è il terzo in pochi mesi. A Canicattì furto in un'abitazione di un parrucchiere, rubati oro e denaro in contanti. Il presidente degli architetti Rino Lamendola, primo degli eletti al Consiglio nazionale dell'Ordine, gli subentra nella carica di presidente ad Agrigento Alfonso Cimino, attuale suo vice. Convegno della SEOS 118 ieri ad Agrigento, intervista al dottor Gerlando Fiorica, vice responsabile del reparto della terapia del dolore dell'ospedale di Agrigento. Appello al ministro Salvini per le pessime condizioni della strada statale che collega Raffadali con Cianciana da parte della parlamentare del PD Giovanna Iacono. L'Aragona Calcio, a un passo dalla promozione in eccellenza, perde la sfida con l'Alcamo per 3-1 a Caltanissetta, gli assoluti di Enduro. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, martedì 21 aprile. Una pizza presa con gli amici a fine serata è costata la vita a Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara, ucciso a Pavia. Il servizio. Una pizza presa con gli amici a fine serata è costata la vita a Gabriele Vaccaro, di 25 anni, originario di Favara. La ricostruzione degli investigatori, suffragata dalle testimonianze raccolte, indica una provocazione banale come innesco della tragedia. Il gruppo dei 5 giovani avrebbe apostrofato a Vaccaro e ai suoi amici parole del tipo: non riuscite neanche a portare le pizze, datele a noi. Da quel breve battibecco sarebbe scattata l'aggressione. Il sedicenne ha colpito Gabriele al collo, ferendolo a morte. Per gli altri 4 componenti del gruppo, invece, gli inquirenti valutano una denuncia per omissione di soccorso. Il giovane favarese è quindi morto all'alba della domenica del 19 aprile nell'ospedale San Matteo di Pavia, dopo essere stato colpito al collo con un punteruolo, un cacciavite. L'arma ancora non è stata trovata. Nel parcheggio dell'ex area Cattaneo la polizia ha fermato quindi un sedicenne italiano di origine egiziana, residente a Pavia, con l'accusa di omicidio. Il ragazzo si trova ora nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano in custodia cautelare. L'aggressione, ricordiamo, che si è consumata intorno alle 3:30 di domenica mattina. Vaccaro e i suoi amici, di ritorno in una serata in centro, si trovavano nel parcheggio con delle pizze prese prima di rientrare. La pizza è rimasta purtroppo nel cartone appoggiata al cruscotto dell'auto e Gabriele non ha fatto in tempo a mangiarla. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, Vaccaro e i suoi amici hanno incontrato nel parcheggio i 5 giovani. Tra i 2 gruppi è scoppiata una discussione, poi uno dei 5 si è fatto un passo avanti e ha colpito il 25enne al collo con un oggetto appuntito. Subito dopo l'intero gruppo dell'aggressore è fuggito. Gli investigatori hanno ripreso, grazie alle telecamere, uno dei giovani ritornare sul posto quasi un'ora dopo per recuperare la macchina che aveva lasciata parcheggiata vicino all'auto. Vaccaro è stato portato dagli amici nell'abitazione del vallone dove viveva per essere medicato, ma la ferita si è rivelata fatale e Gabriele è deceduto poco dopo. Tra i suoi amici e parenti anche un giovane di Ribera, anche egli è rimasto ferito dall'aggressione. Le sue condizioni però non destano preoccupazione e dovrebbe essere dimesso dall'ospedale entro pochi giorni. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il giorno dei funerali il lutto cittadino. Al porto di Porto Empedocle il traghetto Sansovino ha sbarcato 10 feretri, vittime degli ultimi naufragi al largo di Lampedusa. Ad accogliere il prefetto di Agrigento, le autorità e la Croce Rossa. Le salme saranno tumulate in diversi comuni dell'Agrigentino. A bordo anche 40 migranti trasferiti nei centri di accoglienza. Davide Sarto.
Una giovane donna nigeriana abbraccia la bara del marito, la stringe a sé, la accarezza come fosse ancora vivo. Un dolore muto, straziante, che segna la banchina Todaro del porto di Porto Empedocle. Il traghetto di linea Sansovino ha sbarcato 10 feretri. Sono le vittime degli ultimi naufragi al largo di Lampedusa. 10 vite spezzate nel Mediterraneo, a poche miglia da una possibile salvezza mai raggiunta. Ad accoglierli il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, le autorità civili e militari ed il personale della Croce Rossa. Sulla banchina anche il rito interreligioso cattolico e musulmano nel segno del rispetto delle diverse fedi. Le salme saranno tumulate nei cimiteri dei comuni di Capo Delicata, Canicattì, Palma di Montechiaro e Grotte. Restano invece a Lampedusa altre 12 bare custodite nella camera mortuaria di Cala Pisana. A bordo del traghetto anche 40 migranti trasferiti in pullman nei centri di accoglienza della Sicilia e del territorio nazionale. Purtroppo sì, l'ennesimo episodio che si registra sul canale di Sicilia. Siamo stati immediatamente tempestivi per dare un conforto alle salme, ma soprattutto una sistemazione dignitosa. Come sempre i comuni ci sono venuti incontro e quindi abbiamo immediatamente reperito tramite la nostra agenzia convenzionata le salme, le bare, abbiamo dato quindi una collocazione dignitosa, decorosa e soprattutto nel rispetto della dignità di queste persone. Blitz antimafia all'alba a Palermo di ieri, elicotteri in volo sui quartieri Sperone e Brancaccio, fermate 32 persone, i colleghi di Palermo. Si è svolta nelle prime ore di oggi un'operazione della DIA nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo. L'attività ha portato all'esecuzione di 32 provvedimenti di fermo. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre a ulteriori delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione dell'associazione mafiosa. L'operazione è il risultato di complesse attività di indagine svolte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo e dalla squadra mobile della Questura di Palermo con la Sisco sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'attività investigativa, condotta dal 2023 al 2026, ha delineato la struttura e gli assetti del mandamento mafioso di Brancaccio e ha riguardato le famiglie mafiose di Brancaccio, Roccella, Guarnaschelli e Corso dei Mille, delineando i nuovi assetti organizzativi e gerarchici. Il quadro emerso da quelle indagini restituisce una consorteria attiva, fondata sul controllo del territorio, sulla capacità intimidatoria, sulla gestione coordinata delle estorsioni, del traffico di stupefacenti, della disponibilità di armi, nonché sulla raccolta e redistribuzione di risorse economiche destinate anche al mantenimento dei sodali detenuti. Rivelata anche una metamorfosi strategica dove Cosa Nostra non ha rinnegato la propria vocazione violenta e il controllo militare del territorio, ma ha affiancato ad essi una moderna inclinazione affaristica, declinandola in chiave manageriale e comprendendo come il controllo di una parte importante del mercato legale può generare ricavi più remunerativi con molti meno rischi. Oltre all'esecuzione dei fermi e alle numerose perquisizioni personali e locali disposte dall'autorità giudiziaria, è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo riguardante aziende, immobili, conti correnti in relazione a ipotesi di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso delle indagini si era già proceduto all'arresto in flagranza di 6 soggetti, all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altre 2 persone e al sequestro di 5 pistole, un fucile a pompa, una carabina, 2 mazze chiodate, 3 kg di hashish e di contanti pari a 13.000 euro. Elementi che confermano la concreta pericolosità dei soggetti coinvolti e l'attuale capacità operativa del sodalizio. Hanno notato movimenti sospetti e subito sono intervenuti bloccando i ladri e sventando un furto nell'area di stoccaggio dei materiali di uno stabilimento di via Lungomare Pirandello a poca distanza dal porto Empedoclino. Sono stati trovati in possesso di circa 250 metri di cave di rame trifase del valore di circa 25.000 euro. I poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle e i loro colleghi della sezione volanti della questura di Agrigento
hanno arrestato 2 canicattinesi di 28 e 24 anni con l'accusa di furto aggravato. La Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato il fascicolo con il pubblico ministero Alessandra Scioli, ha disposto la custodia in carcere in attesa dell'udienza di convalida. I 2 indagati, difesi dagli avvocati Calogero Giudice e Calogero Meli, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Lorenzo. Tutto è accaduto nella domenica pomeriggio. I 2 canicattinesi si sono intrufolati in uno stabilimento e in poco tempo sono riusciti a tranciare numerosi cavi di rame, ma non hanno avuto il tempo di squagliarsela con la refurtiva. Una bottiglia con del liquido infiammabile e 2 proiettili sono stati rinvenuti davanti a un cantiere edile a Villa Seta. Si tratta del terzo episodio intimidatorio a danni di imprenditori che si registra negli ultimi mesi nel quartiere periferico di Agrigento, dove si stanno ultimando diversi lavori di recupero e di riqualificazione urbana. Qualcuno ha agito di notte lasciando l'inquietante messaggio proprio davanti al cantiere edile. A fare la scoperta è stato uno degli operai della ditta che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Bottiglie e cartucce sono state sequestrate, la procura ha aperto un'inchiesta, gli investigatori dell'Arma hanno avviato le indagini. Nel novembre scorso un analogo episodio era avvenuto in un cantiere in via Caduti di Marzabotto. Lo scorso 1° aprile un'altra bottiglia con del liquido infiammabile e una cartuccia erano state rinvenute davanti Villa Betania, l'ex casa di riposo interessata per ora da lavori di ristrutturazione. Preso di mira l'appartamento a pochi metri dalla centralissima di via Vittorio Emanuele a Canicattì di un parrucchiere di 30 anni, i malviventi hanno approfittato di una sua breve assenza, hanno forzato una finestra e una volta dentro hanno messo a soqquadro le stanze fino a trovare il bottino, 6.000 euro in contanti e gioielli in oro per un valore di 5.000 euro. Il danno non è coperto di assicurazione, il furto è stato messo a segno in pieno giorno. Dopo l'amara scoperta sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili. Grande successo elettorale per il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, risultato primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli stessi architetti per il mandato 2026-2031. Nella seduta del Consiglio di ieri, considerata l'incompatibilità tra i ruoli di componente del Consiglio territoriale e nazionale, Rino Lamendola ha formalizzato le proprie dimissioni dal Consiglio di Agrigento, passando il testimone della presidenza all'attuale vicepresidente Alfonso Cimino. A seguito delle dimissioni di Lamendola si è liberato un posto in Consiglio che è stato attribuito all'architetto Salvatore Danile, risultato primo dei non eletti alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dello scorso anno. Nella stessa seduta sono state rinnovate le altre cariche elettive del Consiglio. Sono stati confermati i ruoli di Giuseppe Mazzotta come consigliere segretario e Angela Muratore in quello di consigliere e tesoriere, mentre sono state elette alla vicepresidenza i consiglieri Giuseppe Vita e Melinda Drago. Il 118 in Sicilia, eccellenza e innovazione al servizio della comunità agrigentina. È stato questo il tema di un interessante convegno che si è svolto presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. Le interviste. Si discute oggi dell'eccellenza e innovazione al servizio della comunità agrigentina, il 118 in Sicilia, ma in particolare anche ad Agrigento. Ecco, lei come vicepresidente che tipo di relazione farà e quale sarà il congiuntivo dell'attività svolta fino adesso, ma anche in una prospettiva di futuro? Innanzitutto ringrazio Sua Eminenza Monsignor Damiano e il direttore della Biblioteca Lucchesiana, Don Angelo Chillura, per averci concesso questa location meravigliosa che permette di presentare il sistema 118 in Sicilia e la nostra società, che è la SEUS. La mia relazione partirà un po' dall'analisi del passato, perché su quello che è stato fatto,
poi dibatterò soprattutto sull'emergenza Covid che ha stravolto praticamente anche i nostri modi di organizzazione, soprattutto al fine di garantire la sicurezza, e soprattutto ci proietteremo anche nel futuro perché stiamo cercando di digitalizzare al massimo i processi, diciamo, produttivi, e nella fattispecie con il rinnovo delle ambulanze sarà un rinnovo con diciamo delle dotazioni digitali, per cui l'ambulanza non sarà più soltanto un mezzo di trasporto, ma diventa un terminale che si collega direttamente con il pronto soccorso, in modo tale che il paziente, una volta poi accolto in pronto soccorso, già si sappia preventivamente quelle che sono le patologie, e ciò permette una migliore efficacia nell'intervento di soccorso e di emergenza. Oggi ad Agrigento per parlare di novità, ma fare anche il punto di ciò che è stata l'attività della vostra azienda. Ma certamente è stato fatto un grande lavoro. Io parlo chiaramente per quello che è il periodo della mia governance. Dal 2023 ad oggi abbiamo chiuso importanti istituti contrattuali, stiamo portando avanti un rinnovo parco mezzi, cercheremo di implementare l'organico degli autisti soccorritori, abbiamo portato avanti l'importante progetto che è il 118 digitale, che consente anche una più rapida connessione fra l'equipaggio e i pronto soccorso. Insomma, c'è stato un grande lavoro per essere presenti al servizio della comunità, chiaramente tutto però merito dei ragazzi, quelli che io chiamo gli angeli del soccorso, i nostri autisti soccorritori, che insieme ai sanitari rappresentano un'arma, tra virgolette, per la nostra comunità, per essere sempre al fianco dei nostri cittadini. Assolutamente, oggi in questa bellissima sede che ci ospita parleremo di soccorso sanitario, naturalmente illustreremo quella che è la nostra attività sul territorio giornaliera con i dati dell'anno trascorso, ma principalmente parleremo di prospettive di innovazione tecnologica, prospettive che sicuramente vanno nell'ottica di un miglioramento della qualità di assistenza ai pazienti in emergenza-urgenza. Ecco, ad Agrigento in particolare che tipo di emergenze abbiamo? Allora, Agrigento rappresenta il 46% di tutti gli interventi della macroarea, quindi l'elevata popolazione incide tantissimo, tutto questo è aggravato dall'elevatissimo flusso turistico che la Valle dei Templi ha, e quindi naturalmente si trova di tutto, ma la nostra attenzione è principalmente sulle patologie tempo dipendenti, quindi dove lì il tempo ha un ruolo fondamentale. Oggi presente a questa iniziativa, ecco quanto è importante il ruolo del 118 in provincia ma anche in Sicilia per l'attività che svolge. Il 118 oggi ha un ruolo fondamentale in quella che è l'assistenza sanitaria ai pazienti già sul territorio. Siamo partiti da una fase in cui le ambulanze erano fondamentalmente di corredo all'attività sanitaria, oggi sono la base fondamentale del soccorso, perché oggi si parla di patologie tempo dipendenti, quindi prima si arriva nella struttura più idonea e non la più vicina, ma quella più idonea meglio è sicuramente. Oggi parliamo di questo, oggi ci confrontiamo per capire lo stato dell'arte, per capire tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e tutto quello che si può fare ancora. E in occasione del convegno della SEUS era presente il dottor Gerlando Fiorica. Lo abbiamo intervistato in merito a una lettera che racconta un percorso lungo, difficile, risolutivo, inviata da una giovane paziente di 23 anni al reparto di terapia del dolore dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, struttura attiva dal 2022, diretta dal dottor Salvatore Farrugia e dal dottor Gerlando Fiorica. L'intervista. Ecco, giorni fa abbiamo ricevuto una lettera di una paziente, lei gestisce il reparto del dolore, della terapia del dolore ad Agrigento, è un reparto importante dove dava merito del vostro impegno, del suo e di tutto il reparto intero. Sì, io sono il direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Agrigento, fa capo a me il servizio di terapia del dolore gestito dal dottore Farrugia. È un'attività che dà tanto merito, tanta voglia di fare sempre di più, perché siamo partiti veramente dal zero quando l'abbiamo creata, l'abbiamo istituita per la nostra volontà, la volontà della direzione strategica, e oggi abbiamo grandi risultati. Abbiamo praticamente azzerato quella che era la mobilità verso gli ospedali del nord, perché ad esempio mi viene da pensare l'impianto di uno stimolatore midollare vedeva tanti pazienti correre verso l'Emilia Romagna, la Lombardia. Oggi questa è una realtà che possiamo anche attuare da noi.
Ecco, cosa bisogna fare per recarsi da voi, per avere anche una consulenza? Si fa una prenotazione attraverso ricetta del medico curante per visita antalgica, e questa prenotazione attraverso il CUP ci darà poi una data che verrà servita presso i nostri ambulatori. Ecco, ci sono delle richieste attualmente per questo tipo di servizio? Sì, abbiamo tantissime richieste, una lunga mole di lavoro che ci vede fronteggiare ogni giorno diverse patologie algiche, e devo dire con grandi soddisfazioni. La strada statale Raffadali-Cianciana è diventata l'ennesimo simbolo di ciò che non funziona nella gestione delle infrastrutture in Sicilia. Lavori avviati e poi lasciati a metà, cantieri fermi da troppo tempo e cittadini costretti a convivere con disagi quotidiani. Da qui l'invito della parlamentare agrigentina del PD Giovanna Iacono al ministro Matteo Salvini. Tra un impegno al Viminale e una conferenza stampa sul ponte dello Stretto, afferma la parlamentare del PD, trovi qualche ora per venire a percorrere la Raffadali-Cianciana e le strade della provincia di Agrigento, magari senza auto blu, così da rendersi conto davvero delle condizioni cui sono costretti a viaggiare i cittadini della nostra provincia. Sentiamo in merito l'appello di Giovanna Iacono. Ministro Salvini, si porti gli stivali perché qui servono davvero. Sono in Sicilia dopo una settimana di lavori parlamentari sul decreto legge maltempo. È stato bocciato un emendamento a mia prima firma che prevedeva lo stanziamento di 1,5 miliardi di risorse sul piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ecco, oggi mi trovo qui sulla strada statale Raffadali-Cianciana, che è un esempio come i soldi non spesi in prevenzione ci fanno spendere molto di più quando il danno è stato fatto. Questa è una strada che permette agli abitanti di diversi comuni dell'area interna e dei Monti Sicani della provincia di Agrigento il diritto alla loro mobilità. Immaginate gli abitanti di Cianciana, di Alessandria della Rocca, di Bivona e di Santo Stefano di Quisquina che per spostarsi per ragioni diverse, ragioni sanitarie, ragioni personali, ragioni professionali, devono percorrere chilometri e chilometri in più per raggiungere la città capoluogo o la prima città a disposizione che ha a disposizione un presidio sanitario. Questo significa la mortificazione di un intero comprensorio territoriale e in questa provincia non si può di certo continuare così. Sono qua per denunciare l'ennesimo maltrattamento di questo territorio e per dire che mi farò carico direttamente di incontrare i vertici di ANAS che hanno già iniziato i lavori, ma per chiedere loro l'avanzamento di questi lavori e che questi lavori non durino troppo a lungo come purtroppo sempre avviene in Sicilia. Sono qui anche per reiterare l'invito fatto qualche giorno fa sulla frana che ha interessato la strada provinciale Sant'Elisabetta a Raffadali a Matteo Salvini, il ministro dei trasporti. Lo invito nuovamente a venire in Sicilia e in provincia di Agrigento. Ministro Salvini, si porti gli stivali perché qui servono davvero. A Castellammare del Golfo l'approdo e la partenza di un'imbarcazione flottiglia alla volta di Siracusa e successivamente in Palestina per fornire aiuti umanitari. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Questa tappa di Castellammare è propedeutica per cosa? Ci stiamo preparando per una nuova flottiglia, quest'anno a differenza dell'anno scorso ci siamo resi conto che la maggior parte dell'importanza di questa costruzione deriva dagli equipaggi di terra, quindi quello che stiamo facendo è mandare un segnale conciso, forte rispetto all'inadempienza dei governi, rispetto a tutte quelle persone che oggi hanno deciso di voltarsi dall'altra parte di fronte a un genocidio, di fronte a dei bambini e delle bambine che oggi muoiono senza acqua e senza cibo.
Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine. Facciamo un passo indietro. Alla prima partenza è servita a sensibilizzare gli animi, sono cambiati gli equilibri. Che cosa? Ecco, da osservatore attento e acuto. Credo sia cambiato tutto, perché abbiamo visto fiumi di persone scendere in piazza quando la flottiglia è partita qualche mese fa in tutta Italia, e quindi da lì è ripartito qualcosa, si è rimesso in moto la società civile, le persone che guardavano le immagini e che guardano ancora quelle immagini del genocidio a Gaza, e possiamo dire in realtà di tutte le guerre nel mondo, ritornano in piazza per tenere viva la fiamma della partecipazione. Free, free, Palestine, free, free, Palestine. Il nostro è un impegno costante, quotidiano, che si ispira a quello del Sumud, e siamo qui per gridarlo, che non staremo in silenzio e che porteremo, se possibile, anche cambiare un millesimo di questa situazione. Noi lo faremo con tutti i nostri mezzi, con tutti i nostri cuori e i nostri corpi. Questo serve ancor più oggi, in cui assistiamo a delle preoccupanti iniziative, soprattutto da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America. Le cronache ci hanno davvero fatto preoccupare, quindi registro positivamente che anche qui in Sicilia occidentale, a Castellammare del Golfo, che simbolicamente guarda a tutto il Mediterraneo, è un'iniziativa che ci raduna tutti. Free, free, Palestine! Israel barra barra! Israel barra barra! Il 24 da Siracusa si prospetta la partenza, quindi questa imbarcazione si unirà al resto della flottiglia. Siamo qui per salutare anche parte della flotta che è insieme a noi, come Maria Elena, Yasan e tutti gli altri che sono qua presenti insieme a noi per portare questo messaggio e per portare soprattutto gli aiuti umanitari che sono stati raccolti dalle scuole, dai bambini, dalle bambine, dalle famiglie di questo territorio. Quindi il cuore è sicuramente rivolto verso Gaza, ma i nostri occhi sono sui nostri territori e saremo sempre qui ogni giorno senza arretrare neanche di un passo. Inaugurata la casa di comunità Spock nella città del Castello, ce ne parlano i colleghi di Messina. È stata inaugurata a Brolo la nuova casa di comunità Spock dell'azienda sanitaria provinciale di Messina. Un presidio moderno pensato per garantire prossimità, continuità assistenziale e una presa in carico globale delle persone, con particolare attenzione ai pazienti cronici, ai soggetti fragili e alle loro famiglie. La struttura si inserisce nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale, promosso dalla Regione Siciliana, con l'obiettivo di avvicinare concretamente i servizi ai cittadini, ridurre il ricorso improprio ai pronto soccorso e rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio. Al centro un modello di medicina di iniziativa, capace di prevenire e intercettare i bisogni di salute prima che diventino emergenze. La casa di comunità Spock di Brolo opererà in rete con gli altri servizi dell'ASP di Messina, offrendo ai cittadini un punto unico di accesso ai percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, secondo un approccio multidisciplinare e integrato. Oggi è un giorno importante tanto per Brolo e per tutto l'Interland, perché la casa di comunità di Brolo intanto serve a un vasto territorio compreso il comune di Brolo, Ficarra, Sinagra, Sant'Angelo di Brolo, Piraino, Gioiosa, Raccuia, Ucria, e quindi c'è la possibilità data agli utenti di poter avere servizi moderni anche con strutture moderne e con gli specialisti che possono venire incontro a quelle che sono le esigenze delle utenti. E in più la casa di comunità serve pure a dare impulso a quelle che sono le nuove direttive del DM77, che porta ad avere anche l'incontro
con gli utenti del territorio. Quindi questo è un giorno importante perché la casa di comunità oggi SPOC, ma di fatto è una casa di comunità hub perché ha servizi per 24 ore al giorno, e questa è la sostanza di un ritorno anche per quanto riguarda il consultorio familiare, che ritornerà professionalmente nei locali dove viene la guardia medica, per poi finalmente ritornare anche nell'ampliamento già previsto di questa casa di comunità. La casa di comunità di Brolo, che oggi stiamo inaugurando, fa parte di un percorso di completamento di quelle che sono le attività di attuazione del PNRR sul territorio. Stiamo andando spediti, ne abbiamo già aperte diverse, siamo già alla 15ª, entro i prossimi 15 giorni saranno pronte altre 5 o 6 strutture, e confidiamo, ecco, entro il mese di maggio di poter completare in pieno la realizzazione delle opere e la messa in attività delle strutture. Linea alla regia per la pubblicità. 4 secoli di storia, devozione e identità. A Monreale si prepara un anniversario straordinario, i 400 anni della festa del Santissimo Crocifisso. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Fede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza. La città di Monreale si appresta a celebrare la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, uno degli eventi religiosi e popolari più significativi della Sicilia. L'edizione 2026 assume un valore che va oltre la celebrazione. Rappresenta il simbolo della rinascita di un'intera comunità, segnata profondamente dai tragici fatti del 27 aprile 2025, quando una sparatoria sconvolse la città causando la morte dei giovani Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. Sì, è un gesto importante per noi, perché al di là dei 400 anni dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, però Monreale viene da un anno particolarmente complicato, un anno che ci ha visto dover rinascere, dover riprendere quella strada che avevamo iniziato, un anno con cui abbiamo dovuto convivere con una tragedia che purtroppo ha sferzato le vite di tutti, per cui questo segnale che arriva dal Papa chiaramente ci porta a un rinnovato ottimismo, e speriamo davvero di poter guardare il futuro con più gioia e un orizzonte temporale che ci consenta di rilanciare la nostra città. Quest'anno abbiamo pensato davvero di festeggiare in grande, perché è una ricorrenza particolarmente importante. Abbiamo contattato e siamo riusciti a chiudere concerti con artisti di grande rilievo come Rocco Ante, Nina Zilli. Ci saranno degli spettacoli che cercheranno di stimolare il cuore di ognuno, proprio perché per noi è una doppia valenza, quella di ricordare i ragazzi morti in quella tragedia di un anno fa, ma soprattutto perché i 400 anni sono un evento importante. Questo deve essere l'anno della rinascita. Quest'anno la festa del Santissimo Crocifisso, quindi la sua 400ª edizione, ha al suo interno un calendario ricchissimo di eventi che vanno dal folklore al classico concerto su strada, che serve per dare lustro al tessuto commerciale che ha patito l'anno scorso purtroppo una brutta batosta, e poi fino a degli spettacoli che sono dalle fontane danzanti ai veri e propri giochi di luci delle luminarie che abbiamo scelto quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità per quanto riguarda l'organizzazione anche delle luminarie. Abbiamo chiamato una ditta del Salento. Questa ditta è specializzata nei giochi di luci e giochi di suoni, e ad un tot di giorni ed orari verrà riproposto uno spettacolo che si riproporrà durante la giornata. Importante è il gioco d'acqua con Biorica il 28 aprile, sono dei giochi d'acqua accompagnati con uno spettacolo di fuoco. Diciamo, diamo alla città quello che si merita per ripartire dopo un periodo abbastanza triste. A livello religioso diciamo che la preparazione avviene tramite un novenario che sarà proprio di 9 giorni, che sarà presieduto da vescovi di Sicilia, mentre il pontificale di giorno 3 sarà presieduto dal cardinale Monsignor Marcello Semeraro.
Alle 14 verrà scesa l'effigie del Santissimo Crocifisso e verrà posto sulla maiolica, e da lì poi partirà la processione intorno alle ore 18. Passiamo allo sport. Nel campionato di promozione Girone A, l'Aragona perde in casa per 3-1 la sfida decisiva contro l'Alcamo per la promozione in eccellenza. Sentiamo il presidente Luigi Monreale. In sala stampa il presidente Luigi Monreale a commentare la sconfitta in casa contro l'Alcamo, che riapre di fatto il salto di categoria per l'eccellenza. La società è in silenzio stampa. Sì, allora intanto dico questo, che da stasera la società è in silenzio stampa, per cui da oggi nessun tesserato è autorizzato a parlare con la stampa, perché in questo delicato momento voglio che la squadra deve stare tranquilla, non deve farsi distrarre, e nel contempo manifesto anche la mia personale amarezza circa alcune decisioni arbitrali alquanto dubbie. Vedi il fuorigioco inesistente fischiato a Namio, che poi si è tradotto in quello che poteva essere il gol del pareggio, ma non cerchiamo alibi, anzi faccio i complimenti all'Alcamo perché oggi è venuto qui a giocarsi la gara a viso aperto. Probabilmente in questa gara ha mostrato forse un po' più personalità di noi, perché i nostri ragazzi secondo me dal punto di vista mentale l'hanno gestita un po' male la partita, per cui di fatto si è riaperto il campionato. Attendiamo ancora a una giornata alla fine del torneo questa benedetta sentenza circa il ricorso fatto dall'Alcamo a Casteltermine, e quindi siamo qua, siamo delusi, siamo amareggiati. Mi dispiace per le 1000 e passa persone che oggi sono venute qui, perché ovviamente speravano di festeggiare la vittoria del torneo, però siamo qua, il calcio è questo. Come hai visto la sua squadra? Cos'è mancato oggi all'Aragona? È mancato secondo me un approccio mentale, soprattutto dopo il nostro gol di vantaggio un po' siamo calati, forse abbiamo un po' arretrato al baricentro, a qualcuno probabilmente pesava tanto il pallone, poi sai, quando ti vengono a mancare i giocatori che devono avere quel guizzo in più, che devono fare la differenza, poi è dura. A questo aggiungiamo anche l'infortunio di Treppiedi, che ha dovuto lasciare il campo al 40° del primo tempo, e chiaramente lì poi sono venute meno un po' le geometrie della squadra. Però voglio dire, ci sta, bisogna dare onore e merito a questo Alcamo, ribadisco che non ha rubato nulla. Presidente, ha analizzato lei quello che è successo in campo, adesso cosa si profila nell'ultima giornata e prima dell'ultima giornata? Gli scenari sono tanti. Ma certo, certo, perché di fatto, stante alla classifica, a noi mancherebbe un solo punto. Il problema è che se questa sentenza della Procura federale è favorevole all'Alcamo, andiamo a pari punti, quindi domenica servirà una vittoria in quel di Fulgatore per poi andarci a giocare lo spareggio con l'Alcamo in campo neutro. Potrebbe anche succedere che noi magari non facciamo bottino pieno e di fatto arriveremmo secondi e quindi condannati tra virgolette ad andare a fare i playoff, ma se dovesse succedere questa evenienza, io da massimo responsabile di questo sodalizio metterei in discussione anche la mia presidenza, perché sono alquanto deluso, insomma. E comprendiamo la delusione e l'amarezza sua in rappresentanza un po' di tutto l'ambiente aragonese, però c'è ancora una settimana e non solo di giocare. Ma per carità, adesso è lavoro sicuramente dello staff cercare di mettere un po' a posto quello che è la testa di questi ragazzi, perché è evidente che oggi sono usciti dal campo malconci, quindi con un morale sotto i tacchi. Adesso devono essere bravi loro a cercare di ricucire un po' il clima e sperare, insomma, che sul ricorso sia clemente nei nostri confronti e andare a prendere il suo punto a Fulgatore.
Questo. Si sono svolti a Caltanissetta gli Assoluti d'Italia di Enduro, un evento di livello nazionale e internazionale con grande partecipazione e importante ritorno per il territorio. Le interviste agli assessori Gianluca Bruzzaniti e Toti Pietrantoni. Ce ne parlano i colleghi di Caltanissetta. Gli Assoluti d'Italia d'Enduro, una tappa sportiva fondamentale per il nostro territorio, tappa importantissima per tantissimi motociclisti, ma per tantissimi sportivi e per tantissimi curiosi del nostro territorio, della nostra provincia, ma da tutta la Sicilia e anche da ogni parte d'Italia. Devo dire, una manifestazione organizzata sotto ogni profilo e punto di vista, proprio perché è una manifestazione molto importante in termini nazionali, che ha portato nel nostro territorio anche un importante indotto economico. Abbiamo avuto possibilità di verificare che tutte le strutture recettive del nostro territorio hanno avuto un picco nelle occupazioni, anche le attività ristorative, ma ogni comunque attività legata al mondo comunque dello sport, ma al mondo comunque della ristorazione, così come dati ufficiali attestano, ha avuto comunque un grosso ritorno da questa iniziativa. In questi 3 giorni la città si è riempita di tantissimi sportivi e di tanti curiosi che vengono a vedere questa magnifica manifestazione. E ormai sono settimane e in effetti da 2 anni, da quando sono assessore, da quando l'amministrazione sta portando avanti nel proprio programma elettorale il fatto di far vivere la città attraverso lo sport. Settimanalmente, dicevo, c'è qualcosa che dal tennis all'aspetto motoristico, che a Caltanissetta è veramente un fiore all'occhiello. Penso alla Coppa Nissena, al rally. Noi abbiamo proprio nel nostro DNA a Caltanissetta la sensibilità di fare tante attività che riguardano i motori. E dicevo, ogni settimana nella nostra città i vari sport vengono esaltati e riusciamo a fare tante attività che diventano chiaramente un modo per attrarre non solo i nostri cittadini che si vivono queste esperienze, ma anche chi dalla provincia si avvicina alla nostra città. E questo è il nostro obiettivo e lo perseguiremo nel resto degli anni. Proprio perché queste iniziative sono ciò che al nostro territorio serve, dovrebbero essere incentivate, enfatizzate, e quindi sono davvero felice che abbiano scelto, la federazione abbia scelto nuovamente la nostra città e la nostra provincia per investire in un'attività, in una manifestazione così importante. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.